Intanto, prima di cominciare questa preserata, che è la presentazione ufficiale delle squadre, ma in particolar modo alla fine presenteremo la squadra che milita nel massimo campionato nazionale di rugby, quindi la squadra d'eccellenza. Iniziamo con un momento musicale con un'altra eccellenza della città di San Donà di Piave, che è il coro Monteperalba, che per noi tutti è un onore, un vanto averlo questa sera in piazza. Allora a tutti voi buona serata e viva il rugby! Viva
patate con fagioli, insalata ricciolina, e con i sassi, se fai palassi, quei bei ragazzi, l'amore si fa, e con i sassi, se fai palassi, quei bei ragazzi, l'amore si fa. Con patate, con fagioli, insalata ricciolina, e con i veri, se fai biceri, quei moscheteri, l'amore si fa, e con i veri, se fai biceri, quei moscheteri, l'amore si fa. L'amore si fa. Grande applauso al coro Monteperalba, che rivedremo alla fine perché chiuderanno con quello che è l'inno non solo di questa città ma un inno caro a tutta la nostra nazione italiana. Grazie ancora. Cominciamo la presentazione quindi di questa annata di sport, annata biancoceleste, annata ovviamente di rugby. Questa sera il rugby in piazza è protagonista e vogliamo farlo cominciando proprio da un altro vanto che ha il rugby San Donà. Dovete sapere che c'è un senato e che è unico, tutte le squadre italiane invidiano il senato. Io presento subito il professor Luigino Zecchinel, eccolo qua, il quale ovviamente è una persona cara a tutti che ha messo cuore, testa e passione per questo grande sport che è il rugby. Un grande giocatore di rugby francese, Jean-Pierre Rive, un giorno, parlando della sua esperienza sportiva ma anche umana, ha detto che il rugby è un pallone come intorno degli uomini. Quando non c'è più il pallone resta l'essenziale, gli uomini. Mi sembra una bella affermazione da tenere presente stasera che parliamo di questo nostro sport, del rugby San Donà. Mi piace pensare che la sera del 30 settembre del 59, avete visto che il 59 compare nel nostro scudetto, quando Mario Pacifici, un ragazzo dei Sabbioni, attraversò questa piazza, la serata fosse bella come questa di stasera. Mario coltivava un grande sogno. A scuola, al collegio Brandolini di Oderzo, da ricordare ancora questo luogo, Oderzo, aveva conosciuto il rugby. I suoi insegnanti, preti dell'istituto, avevano capito che il rugby era una disciplina altamente educativa, per questo avevano fatto di tutto perché agli studenti fosse insegnata e Mario fu uno di questi. Adesso che si era diplomato e diventato ragioniere, si era messo in testa, e la sua era una testa dura, di portarla anche a San Donà. E quella sera, il 30 settembre, ha attraversato questa piazza ed era solo. Si era procurato un appuntamento per convincere qualcuno a realizzare il suo sogno. A chi in quell'occasione gli fece notare che il rugby era un corpo estraneo alla nostra cultura sportiva, c'era già il calcio, il ciclismo, altre discipline, Mario rispose che se il rugby era fatica, sudore, darsi una mano, mutuo soccorso, allora qui a San Donà non c'era nulla da insegnare, perché i nostri avi, proprio con fatica, sudore e mutuo soccorso, hanno redento queste terre, strappandole alle acque malsane, dove regnava la malaria, la pellagra, pensiamo ai cariolanti. Questa, senza saperlo, era una terra che aveva una vocazione, era una terra per rugbisti. Fu così convincente che gli fu dato credito e quella sera, il 30 settembre del 59, il rugby è nato a San Donà, in maniera assolutamente in sordina, in silenzio. È partita quell'avventura, ma purtroppo, come capitò ad Ulisse, il rugby a San Donà per quasi 10 anni non poté
essere praticato a San Donà perché non c'era, pensate, un terreno di gioco per ospitare questo sport e pertanto per quasi 10 anni è andato a peregrinare tra Noventa e Lusile finché, bontà loro, un anno fu deciso di prestare ai rugbisti un campo, il mitico Camp dei Panoce. Una settimana prima avevano raccolto il mais e il terreno era stato libero e si è potuto giocare a rugby. E giocare a rugby in quella situazione voleva dire essere dei pazzi, e chi gioca a rugby tanto normale non è, evidentemente, si fu accettata questa situazione. L'esperienza del Campo dei Panoci durò poco. Nel 1968 finalmente uno stadio tutto per il rugby, quello che adesso conosciamo come stadio dedicato a Pippo Torresani. E se qualcuno si domanda e che fine ha fatto il Campo dei Panoci? La sorpresa è grande, è il terreno su cui è sorto adesso il centro di salute mentale, pensate, dai matti ai matti, e non ha cambiato destinazione evidentemente. Il 1968 è stata una svolta, avuta la casa il rugby è cresciuto a dismisura. Nel 76 finalmente con una rincorsa durata 17 anni siamo approdati in Serie A che era la meta tanto agognata. La nostra è una storia ed è una grande storia di uomini e di donne, impossibile nominarli tutti. Per loro parlano le grandi azioni compiute, non parole, ognuno impegnato in campo con la maglia bianco-celeste o fuori nel tessuto vivo della città ha dato il suo personale contributo. Siamo stabilmente in eccellenza, un orgoglio ed una grande responsabilità soprattutto verso i giovani e verso tutta la città. Mentre parlavo mi è parso quasi di aver visto Mario attraversare, come 55 anni fa, questa piazza, guardare e stupirsi di quanti siamo, gioire che il rugby non è più solo come lo era lui quella sera. Idealmente mi sembra voglia ringraziare questa splendida generazione di quarantenni che ha a capo adesso Alberto Marusso e si è presa con coraggio in mano le redini della società. Mi sembra che voglia ringraziare il sindaco, gli sponsor per aver capito che il rugby nel mondo e qui a San Donà non è solo sport ma anche qualcos'altro. 50 anni per fortuna non sono passati in vano. Il sogno da 55 anni a questa parte è sempre lo stesso, un grande sogno. Che il tuo futuro sia come lo meriti. Grande. Auguri Rugby San Donà. Grazie. Vicino Zecchinel, devo dire che ha iniziato colorando questa piazza di poesia vera e di questo lo ringraziamo. A questo punto dobbiamo far guadagnare questo palcoscenico permanente, perché è un palcoscenico di roccia, come è la nostra società di rugby. Io invito a guadagnare il palco il sindaco di San Donà di Piave e l'assessore allo sport, ecco il sindaco e l'assessore, ci siamo già visti qualche volta, benvenuti, eccoci qua. Cari ragazzi, allora, insomma siete giovani, no? Mettiamoci così, vi faccio un paio di domande però lascio a voi la parola. Allora, la prima squadra milita fortemente nel campionato di eccellenza, che è il massimo campionato nazionale, quindi l'augurio è quello che la città stia vicina a questa squadra, al campionato, venendo allo stadio eccetera. E poi ci sono anche delle grandi occasioni sportive legate al rugby internazionale, perché lo posso dire ufficialmente, il 13 marzo ci sarà una partita Italia-Francia Under 20, quindi insomma sarà un'occasione internazionale che porterà grande sport e grande lustro a questa città. Lascio la parola al sindaco e poi all'assessore. Intanto complimenti anche per questo traguardo ambizioso e internazionale. Solo poche parole.
La prima per così pensare, mentre Luigino Zecchinel raccontava gli esordi della società, di come sia stato possibile dal 1959 arrivare al 2014. E mi dicevo che è stato possibile perché ha trovato alcune persone, a mio avviso non proprio sane di mente, che hanno deciso di dedicare del proprio tempo all'educazione dei ragazzi e anche alla gestione della società. Si citava prima l'ultimo presidente, cioè Alberto Marusso, però io volevo ringraziare, oltre che lui che fa il pazzo di turno, anche tutti quelli che lo hanno preceduto, a partire anche dal past president e da tutti quelli che hanno dedicato tempo, risorse, impegno per arrivare sino a questi risultati. Io credo che se si metterà in campionato anche solo un terzo dell'energia che vedevo si sprigionava, io guardavo dalla terrazza prima, tra i ragazzi, avremo già vinto prima ancora di cominciare. Quindi ringrazio la società, ringrazio i genitori per il ruolo che fanno, che va anche oltre a quello di accudire i figli, ma spesso accudiscono anche i figli degli altri. Ringrazio il tifo che si farà sentire. Spero che finalmente Gianni acquisti un po' di percussioni per organizzare meglio la clac e il tifo e auguro a tutti buon campionato. Grazie. Ringraziamo il sindaco Andrea Cedeser, adesso l'assessore. Io ho un ricordo personale, io sono del 58 e abitavo vicino al campo dei Matti e mi ricordo che la domenica vedevo tornare i giocatori tutti pieni di fango che andavano mi sembra a fare la doccia alla palestra Romolo Ono e ho sto ricordo da piccolino e dicevo proprio, sono proprio matti come diceva prima Zecchinel. E beh, dopo il sindaco non si aggiunge tanto, dico solo che l'Ele ci ha anticipato perché noi non abbiamo ancora deciso per quella partita internazionale, ma dopo l'annuncio che ha fatto dobbiamo sicuramente farlo. Io ringrazio tutti, speriamo di vedere tutta sta gente anche allo stadio, grazie. Luigi Trevisan, grazie al sindaco e quindi grazie all'assessore e all'amministrazione della città di Sandona di Piave. Noi continuiamo perché ci sono parecchie persone da ringraziare ovviamente prima di arrivare all'atto finale di questo mattinè, di questa preserata dedicata allo sport, nella fattispecie inquadrata in questa notte biancoceleste. Io volevo ringraziare e salutare Gianni Fiscon, consigliere federale del Comitato Regionale Veneto, facciamo un applauso. Così quanto ringraziamo la presenza qui con noi di Zeno Zanandrea, sempre consigliere federale, grazie di esserci. E prima di lasciare la parola a chi su tutti insomma, si è preso questo grande impegno, vorrei che facessimo così un caro saluto a chi non c'è più e a chi ha dato tantissimo per questa città e per questa società sportiva. Non da molto sono mancate alcune persone importanti che hanno messo cuore, anima, passione per il rugby sandonà. Io volevo ringraziare, se ci sentono in qualche maniera, Gianni Salmaso, Virginia Perissinotto, Francesco Dotta e Pasquale Nino Schilati. A loro il nostro grandissimo applauso. Invito ad avvicinarsi al palco, ad avvicinarsi alla mia persona, il presidente del Rugby Sandonà, Alberto Marusso. Scusate, ma i matti devono leggere. Intanto buonasera a tutti e lasciatemi ringraziare tutte le personalità intervenute che hanno accolto l'invito, quindi non solo quelle istituzionali ma anche altre personalità dell'Avis, dell'ASL, a cui teniamo particolarmente per i discorsi che poi verranno approfonditi durante la serata. E rinnovo i miei ringraziamenti a chi ci ha preceduto, a Sandro Trevisan, Franco Dalla Mora, Angelo Mucelli e Valentino Finotto, con i quali personalmente ho vissuto momenti rugbistici memorabili. E confesso che quando hanno comprensibilmente manifestato l'interesse, o meglio il desiderio di lasciare a forze fresche, forze nuove,
la gestione di tutto questo mi hanno un pochino spiazzato, perché anch'io ero un po' stanco, però come dire, come potete capire tutto questo, tutta l'organizzazione, tutto ciò che sta dietro poi a quello che a noi piace vedere del rugby giocato, c'è un lavoro molto grosso, un lavoro che impegna tempo, impegna risorse, impegna energie non solo fisiche ma anche mentali. Tuttavia lo scenario che si sarebbe potuto creare nella peggiore delle ipotesi mi ha convinto, assieme a 11 amici che poi nominerò e ringrazierò, come dire, a prendere per mano questa realtà, perché secondo noi, tutti gli appassionati eccetera, Sandonà, il rugby Sandonà e la città di Sandonà meritano di stare dove sono, e noi dobbiamo solo lavorare per garantire questa come dire, posizione di privilegio che ci siamo guadagnati con il lavoro. Pertanto vi prego di concedermi di ringraziare i membri del CDA che con me lavorano quotidianamente, ovvero Orietta Cibin, Roberto Grandotto, Gianni D'Artora e Alessandro Luccio, che sono persone speciali, estremamente capaci, disponibili e competenti. Però vorrei anche nominare tutti gli altri soci che sono venuti con me dal notaio perché tutto questo possa continuare, ovvero Walter Viotto, Luciano Lucchi, Paolo D'Artora, Marco Bacchin, Giorgio Spadola, Massimo Bassetto e poi Enrico Perdon. Grazie per l'applauso perché se lo merito tutto. Vorrei sottolineare che tra queste persone non tutti sono da Sandonà, ma tutti lavorano e tifano per il Sandonà. Questo è importante. E confesso che il mio auspicio, anche desiderio, sarebbe quello di vedere coinvolte sempre più persone, perché ci sono svariati modi per rendersi utili e partecipare attivamente, anche se non si può o non si vuole dedicare del tempo. Aderendo per esempio all'iniziativa dell'Investor H, c'è anche qui a sinistra un corner dove poter, come dire, aderire immediatamente. È un'iniziativa che vogliamo portare avanti perché l'abbiamo rinnovata, era già in piedi l'anno scorso, però quest'anno vorremmo che ci desse la reale percezione di quanti tengono davvero al rugby Sandonà. Ci vogliamo contare, tutti noi soci, dirigenti, abbiamo già comprato la tessera, la rinnoveranno anche il sindaco e l'assessore che già l'anno scorso hanno aderito con particolare entusiasmo e gioia a questa iniziativa. Ci sono anche le campane, è un presagio meraviglioso, quindi viva l'Investor! Abbiamo dimezzato il costo proprio perché puntiamo ad una diffusione importante e massiccia che ci darebbe anche una mano a rafforzare la partnership con l'Avis, di cui sono particolarmente orgoglioso, ma poi l'Ele avrà modo di approfondire con i responsabili sia dell'ASI che dell'ASL tutte queste iniziative rivolte alla solidarietà sociale che il rugby Sandonà vuole assolutamente portare avanti, perché noi facciamo parte di una comunità, chiediamo qualcosa ma vogliamo dare e quello che possiamo lo faremo. Come avrete notato, il nome che abbiamo dato alla nuova realtà si chiama Rugby Sandonà. Rugby Sandonà perché ho sempre manifestato assieme ai membri del mio CDA il desiderio di riunire fortemente, finalmente, il movimento sandonadese rugbistico in un'unica realtà. Con Carlo Miotto, che poi mi succederà in questo palco, presidente del rugby educativo, stiamo già parlando da tempo di questa opportunità e mi auguro che entro la fine della stagione sportiva questo progetto possa finalmente definirsi compiuto, perché è per il bene di tutti ed è necessario che ci sia un'unità di intenti, di programmi, di aspirazioni, partendo dagli under 6 fino alla prima squadra. Abbiamo il dovere di preparare i nostri ragazzi al meglio, dobbiamo alimentare e sostenere negli atleti l'ambizione e l'aspirazione di meritare la maglia della loro prima squadra. Dobbiamo trasmettere il senso di appartenenza e di orgoglio che ha fatto sì che oggi Sandonà sia tra le prime 10 squadre italiane.
sentimenti, e mi permettete una citazione che tra l'altro ho tratto dal libro del professor Delchinel, che è stata sintetizzata in maniera ineccepibile secondo me da Loris Bincoletto. Qualcuno di voi lo conoscerà come Acqua, che è un ex rugbista illustre che ha dato tanto a questa città, a questa maglia, che ha avuto una sensibilità nel definire un po' quello che deve essere lo spirito che deve contraddistinguere i giocatori, ma chi anche si sente di appartenere a questa realtà. Non puoi mai abituarti ad indossare la maglia bianco-celeste, perché è come un vestito che ti viene consegnato per essere restituito. Lo devi indossare con onore nel rispetto di chi prima di te lo ha indossato. Hai in realtà sulle spalle e nella coscienza l'obbligo di non macchiarlo, di non rovinarlo nella sua intima sostanza e di riconsegnarlo carico di un po' di patina in più, di una patina che è frutto di sudore e di cuore, una patina che non si può accostare e nessun altro ti può dare. È una frase secondo me eccezionale e mi auguro che venga proprio presa e fatta propria da ognuno dei ragazzi che giocano in tutte le categorie e che arriveranno a giocare a Sandonà nella prima squadra. Prima squadra dove vorrei ricordare che 23 atleti su 40 sono di formazione sandonatese, è un risultato eccezionale, che attualmente Ruggero Trevisan, Matteo Zanusso, Enrico Bacchini e Alberto De Marchi, tutti prodotti del nostro vivaio, sono impegnati in club professionistici. Vorrei ricordare che ci sono tanti ex giocatori sandonatesi che hanno fatto sì che la nostra squadra e la nostra città siano conosciute, stimate e rispettate non solo in Italia. Parlo dei vari Pivetta, Sgorlon, Dalsie, Fumei, fratelli Spinazzè, fratelli Federico, e mi scuso davvero se dimentico qualcuno perché ce ne sono una marea. Auguro a tutte le nostre squadre, dai più piccoli fino alla prima, di fare una grande stagione. In particolare la prima squadra auguro di migliorarsi e di regalare a tutti i tifosi e a sottoscritto soddisfazioni speciali. Concludo approfittando, mi ritaglio una piccola parentesi personale. Sono stati mesi molto concitati, duri, e vorrei rivolgere un paio di ringraziamenti. Il primo lo rivolgo a mia moglie Francesca, perché ha compreso e comprende quanto io tenga a Rugby Sandonà e quindi capisce il mio impegno, e anche se questo mi costringe a sottrarre la presenza in famiglia. E l'altro a mio fratello Luca, prima che lo facessero assessore, quindi vabbè. Perché stavo per dire che con lui condivido l'attività lavorativa e che per i motivi di qui sopra la trascuro, però adesso lui la trascurerà forse più di me, quindi ritiro le scuse e viva il Rugby Sandonà, grazie a tutti. Grazie Presidente Alberto Malusso, inizia una nuova avventura per il rugby e per la città di Sandonà di Piave. Allora, giustamente Alberto aveva citato questa intensa collaborazione che ha dato dei frutti importanti lo scorso anno, ma che è stata addirittura potenziata, nel senso che il rugby è vicino al sociale, vicino a chi ne ha bisogno, e soprattutto si è creato un forte rapporto tra Investor H e l'Avis. Io inviterei al volo a guadagnare il palcoscenico a Laura Regina Gallo, che è la presidente dell'Avis Sandonà, poi Carlo Bramezza, direttore, non c'è, dell'ASL, ma lo salutiamo e lo ringraziamo, e Giorgio Brunello, presidente dell'Avis provinciale di Venezia. Eccoli qua, perché insomma dall'Avis locale siamo andati. Io devo chiamare subito Francesco Fiorini, perché se siamo qui è merito suo, perché il dottor Bramezza non c'è, mi ha avvisato che non riesce a venire e quindi farà anche i saluti per lui. No, ma sei tu, è inevitabile. Io volevo infatti iniziare dicendo che se non c'era Francesco, che è amico vostro, ma speriamo di diventare anche amici vostri noi, tutti noi. Lucia Del Sole è la responsabile nell'Avis della comunicazione, era responsabile del gruppo giovani, ma insomma è un po' meno giovane adesso, ma è sempre giovanissima.
Beh, poi do la parola subito a Laura. Quindi ho preso brutalmente la parola io, dopo io sono presidente provinciale, ma questa cosa che ha voluto proprio Francesco, ma poi ovviamente ha voluto il presidente e tutto il rugby San Donà, di allargare a tutta la provincia questa sponsorship, questo desiderio di stare insieme, l'abbiamo fatto con grande interesse, ma soprattutto perché quello di cui parlate voi, cioè parlate di valori, parlate di sacrificio, parlate ovviamente di rapporto con la città, quando ci sono queste cose l'Avis c'è. Tra l'altro voi avete una grande responsabilità, dove militate ovviamente lo dice, insomma, che tutti, dai più piccoli ai più grandi, noi abbiamo una grande responsabilità perché siamo l'associazione più grande d'Italia e anche del mondo, poi tra l'altro, perché dal punto di vista dell'associazionismo dei donatori di sangue siamo i più grandi, ma a Venezia siamo ovviamente molti, e quindi questo messaggio di sostenere Investorac, di sostenere la vostra attività fa parte della nostra voglia di essere con voi nella città, ma nelle città, quindi non soltanto a San Donato. Io chiuderei prima con l'Avis e poi Francesco. Buonasera a tutti, io voglio ricordare domenica e vi invito ad essere presenti perché c'è la 57esima giornata del donatore e ricordo anche che saranno premiati alcuni giocatori di rugby, ricordo Alessio Ceglie che ora gioca nelle Fiamme Oro e sarà uno dei premiati, non sarà presente però simbolicamente rappresenterà tutti quanti i giocatori di rugby. Grazie. Passo. Grazie. Un saluto. Beh, un saluto brevissimo anche perché c'è da lasciare spazio ai ragazzi e anche un po' meno ragazzi che vengono dopo. Io volevo fare soltanto un ringraziamento grande a Sandro Trevisan che a fine del suo mandato ha colto questa idea un po' pazza, cioè di coinvolgere una squadra di rugby nella propaganda alla donazione di sangue, e anche Alberto e il resto del consiglio direttivo che continua ad appoggiare quest'idea. E soprattutto un grande ringraziamento ai giocatori che sono nostri donatori. Adesso non so se me li ricordo tutti, però sicuramente Gianmaria, lo vedete là appeso ai manifesti, Andrea, Filippo, Giacomo, Gianluca, chi mi sono dimenticato? Qualcun altro? Marcelin, ecco, me ne dimenticavo un altro. Un grazie a tutti loro perché spero abbiano aperto una strada. E noi aspettiamo anche tutto il resto e anche i genitori, quelli sono più bravi. Grazie a tutti. Grazie mille, ringraziamo l'Avis, quindi sostenendo il rugby San Donà e l'Avis sosteniamo il rugby e la vita. Ok, andiamo avanti perché dicevamo che si arriva alla prima squadra, a questi grandi giocatori di cui alcuni, come diceva il Presidente, poi hanno fatto fortune fuori anche dalla nostra città a livello nazionale e internazionale. Alberto gioca in Inghilterra ma è il pilone della nazionale, partito da qui piccolino perché tutto parte dal rugby educativo, per cui invito Carlo Miotto, il Presidente, eccolo qua, facciamogli un applauso. Tutto, dicevo, parte proprio dai più piccoli e crescendo poi diventano grandi campioni. Mi fa una certa emozione dopo un anno dalla mia nomina di Presidente essere qui. È stato un anno sicuramente intenso, con tantissime tensioni perché si cerca sempre di essere all'altezza, soprattutto nel rispetto di questi ragazzi che come ho esordito un anno fa ci guardano, non parlano ma ci giudicano, e quindi questo era l'aspetto importante che avevo visto un anno fa. Insomma, con alcune difficoltà siamo riusciti a portarlo a termine. Abbiamo fatto quello che era dovuto fare, quindi una buona annata con discreti risultati,
con un bel torneo che è stato il torneo di San Donato di Piave, dove hanno aderito tantissime società, e quindi di conseguenza si può dire che è stato un anno soddisfacente. Abbiamo oliato i motori e si sa che, come tutte le macchine, che sia una 500 che sia una Ferrari, ci vuole, come tutte le cose, la benzina, e questo è il compito del Presidente. E quindi in una fase successiva, che è quella che adesso ci siamo apprestati a tener conto, è quella che un Presidente deve pensare alla benzina. Guai se un Presidente non pensa alla benzina, okay? Di conseguenza in questi mesi, mentre giustamente tutto il corpo dei giocatori, degli allenatori si sono presi i dovuti momenti di riposo, noi ci siamo confrontati e ci siamo guardati: ma perché abbiamo giocato assieme? Ma perché avevamo una società dove abbiamo vissuto i più begli anni della nostra gioventù? Vediamo se è possibile ricostruire qualcosa e vedere se imprenditorialmente, almeno sotto questo aspetto, riusciamo a costruire qualcosa. Perché, badate bene, e per rispondere anche al mio, collega Marusso, con il quale abbiamo condiviso anni di gioco, è sicuramente importante riunire determinati centri di costo, ma non bisogna dimenticare le aspettative che possono essere diverse da quello che è il mini rugby, dove essenzialmente bisogna divertirsi, a quello che invece è la prestazione di quello che è la società maggiore e di tutte le loro squadre. Quindi lavoreremo intensamente sicuramente per cercare una soluzione. Si sa che ci sono degli anni che l'economia va benissimo e quindi si possono dividere le società perché ce n'è per tutti, ci sono degli anni invece viceversa che forse è il caso di far quadrato perché abbiamo più cose che ci uniscono che cose che ci dividono, ma mantenendo inalterato quelle che sono le aspettative delle due società, ovvero i genitori vogliono che i loro figli crescano divertendosi, diventino degli uomini, e questa è la nostra prima priorità. Poi, se sapranno con il sacrificio adoperarsi per diventare anche campioni, quello è quello che tenteremo assieme. Questo è quello che ci aspettiamo. Mi permetto di fare un doverosissimo ringraziamento perché hanno aderito in un momento di difficoltà economica che attanaglia tutto il paese. Anche localmente devo dire che ci sono state degli sponsor che hanno aderito malgrado le loro difficoltà economiche, malgrado le problematiche, ma essendo legati al territorio, essendo legati a quello che è il territorio di San Donà, hanno pensato bene, magari nel loro piccolo, però hanno dato qualcosa, e quindi possiamo dire che abbiamo ancora un grande anno dove potremo fare e cercare di fare del nostro meglio. Quindi io ringrazio quello che è il nostro main sponsor, che è Social Dent, ringrazio Garuzzo, ringrazio Viotto, ringrazio un po' Ortica, ringrazio Pavilegno, ringrazio non me ne vengono tutte, però sono tutte società del territorio che hanno fatto di tutto, e qualcuno di loro anche senza voler apparire, perché sentono questa coscienza morale per tutto quello che a loro volta magari da giocatori hanno ottenuto. Quindi vi ringrazio tutti come sponsor. Colgo l'occasione, avete visto che abbiamo fatto un qualcosa di diverso, perché penso la soddisfazione è, mi mandavano un SMS adesso, che si sono iscritti 42 ragazzi per fare le prove nei prossimi giorni con il rugby. Questo penso sia la più bella conquista. 42 ragazzi che vengono a provare senza quelli che ci penseranno e che mi auguro aderiranno a questa iniziativa. Quindi penso che questa sia un qualcosa di diverso a quello che abbiamo organizzato, ma sicuramente è un qualcosa che farà del bene al rugby.
Beh, che dire adesso, c'è stato anche un momento ludico per il quale abbiamo pensato, oltre a delle fotografie, a realizzare qualcosa di simpatico, c'è stato un momento in cui anche bambini hanno fatto dei disegni, e quindi adesso io invito quello che è un nostro sponsor, che è l'asilo nido Peter Pan, a premiare questi 3 bambini. Posso farlo? Bene, ok. Quindi Denise, vieni con noi. Chi ha vinto? Abbiamo 5 vincitori. 5 vincitori! La scelta è stata difficile perché i bambini sono stati numerosi e hanno partecipato molto volentieri. Ringraziamo il rugby per questa opportunità, per questa collaborazione che è nata. Io sono anche mamma di un bambino dell'Under 8 e come scuola condividiamo gli stessi valori, lo stesso spirito di squadra e la voglia di fare insieme perché è più bello. Abbiamo quindi individuato non 3 ma 5 vincitori, quindi partendo dal 5° posto, Anna Dal Corso. Se siete presenti salite pure sul palco a ritirare il vostro premio. Anna Dal Corso. Anna Dal Corso, c'è Anna, la piccola Anna, mi sembra che stia arrivando. Tanto leggiamo gli altri che così. Il 4. Elisa Zapparoli. Elisa Zapparoli. C'è Elisa. Eccola qui. Fai una corsetta. Tic tic tic. Elisa, facciamo un applauso ad Elisa, la piccola Elisa. Ecco qua. Poi abbiamo ancora il 3. Il 3° posto è stato vinto da Davide Steolo. Davide, eccolo qua. Grinta. Hai vinto il premio. Ecco qui. Bambino premiato, bambino contento, eccolo qua. Il 2. Il 2° posto è per Massimo Brenzoni. Massimo Brenzoni. Se ci sei, fai una corsetta. Massimo Brenzoni, c'è? Il piccolo Massimo. E il 1° posto è per Robert Andrei. Robert Andrei, eccolo qua. Grande Robert, sei il vincitore. Piccoli campioni crescono. Eccolo qua, foto. Contento? Di ciao? Di ciao? Sì. Ciao. Il disegno di Robert, vieni, rimarrà al rugby e sarà esposto alla Clubhouse. Grazie. Grazie mille. Grazie ragazzi per quello che fate. Presidente, allora io la ringrazio, io invito adesso le squadre a salire qua insieme. Dica. Volevo fare un ultimo ringraziamento per la collaborazione che cercheremo di avere con il mini rugby, cioè l'organizzazione che Alessandro Corbetta ha creato per ancora i più piccolini, e quindi invito tutte le famiglie, tutti i genitori che vogliano avvicinare, far provare i vostri anche piccoli bambini ad avvicinarli al rugby e cominciare, ce n'è per tutte le età. E quindi un ringraziamento ancora a tutti quanti, a tutti quelli che credono nella formazione dei bambini, per portarli poi pian piano nella società maggiore, sperandoci e augurandosi tutti di avere un'unica società forte e che sia veramente una società di lustro per il San Donato. Ok? Grazie ancora e grazie ancora per l'organizzazione allo Studio 1929. Grazie. Rimanga qui perché invitiamo il settore tecnico del rugby educativo. Giancarlo Pivetta, eccolo qua, grande il Pivo. Poi abbiamo Corrado Trame per il settore tecnico. Io vado avanti veloce, voi ragazzi venite su, venite su. L'Under 16, c'è l'Under 16? Non c'è. Allora, responsabile tecnico Giuliano Faltibà.
I tecnici sono Andrea Costantin, Marcelino Rorato, Paola Micuzzi, preparatore atletico Paolo De Pentor. Le squadre ci sono, venite su perché facciamo una mega foto che rimane. Poi abbiamo l'Under 14, responsabile tecnico Mauro Vazzoler, i tecnici Alberto Ottaviani, Renato Moro, Cesare Scarpari, Marcelino Rorato e 2, preparatore atletico Silvia Girardi. Eccoli qua i ragazzi. Io corro. L'Under 12, responsabile tecnico Andrea Contarin, i tecnici Ettore Pizzolato, Luca Miolli, Alessia Pantarotto e Francesca Marocco. Alfabetizzazione motoria Francesca Marocco, eccoli qua. Io mi sposto a destra e a sinistra, voglio lasciare spazio ai ragazzi, ovviamente che sono i protagonisti reali di questo palco in questo momento. L'Under 10, responsabile tecnico Igor Zecchinel, i tecnici Yuri Basso, Alberto Civin, Chiara Danieli, Matteo Zanin, alfabetizzazione motoria Emanuela Pasqualini. Un applauso a tutti gli Under 10. E andiamo all'Under 8 e 6, responsabile tecnico Nicola Vignotto, i tecnici Francesca Pavan, Arianna Fortunato, Alice Puppin, Gianluca Vignotto, alfabetizzazione motoria Cristina D'Antoni. Un applauso ai più piccoli. Foto di rito, immancabile. Io ringrazio ancora il presidente del rugby educativo Carlo Miotto, grazie ai ragazzi. E adesso i ragazzi scendono dopo la foto dal palco, foto fatte, tutto giusto? Siete tutti qua, vero? Bene, faccio l'appello? Meglio di no. Ok. Ricordiamo che ci sono degli sponsor che sostengono il rugby educativo, li ha ricordato il Presidente, lo faccio anch'io. Social Dent, Driver Sandona Gomme, Imesa, Viotto, Garruzzo Group, Pavilegno e Officina Ortiga. Grazie ragazzi, siamo pronti adesso a presentare, andiamo sempre più in su, ci avviciniamo sempre di più alla prima squadra. Allora, l'Under 18! Allora, l'Under 18, dovete sapere che già qualcuno dell'Under 18 inizia a giocare con la prima squadra, perché ormai a 18 anni, 17, 16 si comincia a capire, no? Ci sono tanti osservatori che guardano gli allenamenti dell'Under 18 per capire chi potrebbe essere un futuro campione del rugby non solo sondonatese ma del rugby internazionale. Allora io ricordo quelli che sono i protagonisti dell'Under 18. Allora, Gianni Salomon è il primo allenatore, c'è? Abbiamo Diego Bressan che allena i tre quarti, eccoli qua. Simone Tadier, aiuto allenatore, e il preparatore atletico Paolo De Pentor. Gli Under 18 su, tutti su. Venite sul palco perché c'è una foto da fare importante insieme allo staff tecnico. Questi sono quelli che si stanno avvicinando sempre di più alla prima squadra. Qualcuno di loro già ha approcciato il massimo campionato nazionale, qualcun altro probabilmente lo farà nella prossima stagione. E chissà chi di loro potremo vedere indossare la maglia della nazionale italiana di rugby. Facciamo un grande applauso all'Under 18! Sì! Benissimo, foto fatta. Fatto fitto. Perfetto, benissimo. No, sta là. Adesso c'è un altro momento, andiamo sempre più su. Ragazzi vi ringrazio, buona fortuna, in bocca al lupo per i vostri campionati. Questi qua alla fine stanno per diventare l'Under 18 più forte d'Italia, comunque non posso nasconderlo perché lo sanno tutti, quindi benissimo, presentiamo la squadra
della categoria C1, a cui farei un enorme applauso perché è una squadra che rappresenta forse la prima franchigia veneta, cioè l'unione di due storiche società che mettono insieme una squadra per fare il campionato di C1. Nella fattispecie saluto il presidente Andrea Barattin, che tra parentesi ha militato anche nel rugby Sandonà. Vediamo se c'è il presidente. Comunque invito già la C1 a venire sopra. Se ci siete venite sul palco. Faccio un in bocca al lupo al coach che è Fabio Gumiero, a Filippo Visentin e a tutta la squadra che il 5 ottobre a Trieste inizierà il campionato. Le partite si giocheranno la domenica alle 15:30 o alle 14:30 alternando i campi del Torresan e il campo dell'Oderzo. Tornando al discorso che faceva prima il professore Luigino Zecchinel, l'Oderzo un po' si ritorna alle origini perché da Oderzo, dal Brandolini, partiva l'avventura che ha portato il rugby in riva al Piave. Un applauso alla C1! Grazie ragazzi, in bocca al lupo, foto di rito, facciamo parlare il presidente. Ciao a tutti. Allora, volevo ringraziare subito intanto per cominciare, io sono Andrea Barattin, presidente dei Grifoni Rugby Oderzo. Volevo ringraziare il presidente del Rugby Sandonà, Marusso, e tutto il consiglio direttivo e la società. Chiaramente iniziamo questa avventura, un progetto nuovo, giovane, con questi ragazzi che hanno molta voglia di iniziare a giocare a rugby assieme. Cos'è questo progetto? Praticamente è una squadra giovane che ha voglia di giocare, ragazzi di Oderzo e ragazzi di Rugby Sandonà che giocano assieme a chilometro zero. Questa è la cosa positiva, c'è molto entusiasmo, molta voglia di fare. Quindi ringrazio ancora il Rugby Sandonà per questa possibilità, giocheremo sia a Oderzo e sia qui a Sandonà. Quella lì è la nostra nuova maglia che abbiamo fatto apposta, che praticamente identifica sia il Rugby Oderzo con i colori rossi che il Rugby Sandonà. È proprio un segno di unione. Volevo ringraziare anche lo staff tecnico, gli allenatori, eccoli qua, volete parlare? I dirigenti e tutto lo staff tecnico. Quindi ragazzi, complimenti per il vostro entusiasmo, c'è molta voglia di fare, in bocca al lupo per quest'anno e anche a noi, in bocca al lupo. Presidente, in bocca al lupo con la squadra, volevo che ci fosse una foto per notare la differenza delle dimensioni. Io non ho mai giocato a rugby, eppure essendo basso ho giocato 9 anni a pallacanestro. Comunque, un applauso anche al basket Sandonà. Anch'io giocavo a basket, ma non ero alti come te. In bocca al lupo, inizia a Trieste il nostro campionato, in bocca al lupo a tutti e grazie. E siamo arrivati praticamente alla fase finale, alla fase clou di questa preserata, di questa serata, perché fra poco inizia il campionato. Allora, prima che questo accada, vediamo un filmato che dura qualche istante, che fa vedere come questi ragazzi si allenano e dove soprattutto si allenano. Sta per partire. Sedersi, grazie. Inside the family chair.
adesso perché i ragazzi, come si fa, da 55 anni si allenano sul Piave, sulle grave del Piave, fiume sacro alla patria, che è quello che alimenta a livello energetico questa squadra, che è l'unica squadra di rugby proprio di questo fiume e che porta alto il nome del Piave e della città di San Donà di Piave in tutta Italia. Allora siamo arrivati al momento di vedere finalmente qual è la prima squadra per il campionato di eccellenza 2014-2015. Invito tutta la gente a venire allo stadio perché io sono un tifoso e non ho mai giocato, ma da tanti anni seguo questa squadra. Vedere una partita di rugby è uno spettacolo incredibile. Poi vi dirò quando ci sarà la prima partita. La prima in casa sarà tra parentesi contro il Rovigo e dobbiamo assolutamente vincere. Allora iniziamo con lo staff tecnico della prima squadra. Iniziamo con un applauso a questo momento. Allora, il direttore sportivo Paolo D'Artora. Eccolo qui, facciamo un grande applauso. Primo allenatore Jason Wright. Allenatore degli avanti Mauro Dalsie. Aiuto allenatore Stefano Tonetto. Preparatore atletico la dottoressa Giulia Farnia. Fisioterapista Massimo Prada. Il team manager Massimo Bassetto. E adesso iniziamo con i giocatori che giocheranno questo campionato, il campionato nazionale di eccellenza. Iniziamo con gli avanti. Pilone Carlo Cendron. Pilone Andrea Cingotto. Il pilone Marco Coletti. Il pilone Filippo Filippetto. Il pilone Luca Masarin. Il pilone Marco Pesce. Il pilone Matteo Dalsie. Il pilone Luca Zanusso. Il pilone Jader Shalonek. Il pilone, anzi il talonatore, scusate, il talonatore Lorenzo Giovanchelli. Il talonatore Gianluca Vian. Con la fascia di capitano in seconda linea Jaco Erasmus. Seconda terza linea Coroe Iochetani. Seconda linea Giacomo Sala. Terza linea Ayala Ardila. Terza linea Giacomo Bernini. Terza linea Enrico Busato. Terza linea Umberto Pilla. Terza linea Glenn Preston. Mediano di mischia Pino Patelli. Mediano di mischia Leonardo Pelloia. Mediano di mischia Vasco Zanet. Mediano di mischia e ala Marcelin Rorato. Mediano d'apertura Matt Carnwell. I centri, il centro Balozas Barbieri. Il centro Roberto Bertetti. Il centro Bogdan Jovu. Il centro Samuel Seno. Terza linea Mauro Di Maggio. Ok, ala Alberto Antonelli. Ala Alessandro Damo. Ala Stefano Florian. Ala Paolo Furlan. L'estremo Gianmaria Cingotto. L'estremo ala Pierpaolo Miotto. L'estremo Marco Steolo. Utility back Matteo Falsaperla. Allora, sì, allora adesso
facciamo salire altri 3 giocatori, non li abbiamo lasciati in fondo per niente perché c'è la presentazione anche ufficiale della maglia. Allora invito il terza linea di San Donà, Gianmarco Vian. Eccolo qua, con un pallone, c'è un motivo, adesso capirete. Gianmarco Vian che indosserà questa sfilata di moda, sì, togliamola, indossa la maglia della Serie C. Questa è la maglia ufficiale del campionato 2014-2015. Abbiamo il terza linea di San Donà di Piave, Giorgio Bacchin, eccolo qua, il quale indossa una maglia, guardate il portamento, la maglia del Rugby San Donà della prima squadra, eccola qua, decido. Allora questa maglia, come vedete, ritorniamo un po' al glorioso passato, ci sono delle righe, è una pennellata, un colore acqueo che rappresenta l'acqua del nostro glorioso Piave. Questa è la maglietta, eh? Vi piace? Sì! Invitiamo a guadagnare il palco Pier Francesco Dotta, il vice capitano della squadra. Eccolo qua, anche lui indossa la maglia ufficiale. Questa maglia, come vedete, ricorda un tatuaggio, si può dire maori, perché era la maglia che ha portato la squadra a guadagnare 3 anni fa di nuovo il massimo campionato nazionale, e di questo noi siamo tutti profondamente orgogliosi. Allora, se non sbaglio, ci sono tre bambini, eccoli qua, rugby educativo. Allora facciamo questo rito solenne per cui i ragazzi della prima squadra consegnano la palla ovale ai bambini, nel segno che da sandonatesi a sandonatesi anche voi bambini un giorno forse indosserete questa gloriosa maglia, la maglia del Rugby San Donà. Stringetevi un po' di più, facciamo una foto, stringetevi. Giorgio Cincotto c'è, Eugenio Lucci, che oltre ad essere 2 persone che fanno morire da ridere, sono gli accompagnatori ufficiali della prima squadra. Giorgio Cincotto, Eugenio Lucci, grazie. Foto di rito, poi invito, ragazzi, adesso guardate me, dividetevi a metà, da Giorgio in qua tutti verso destra e da Giorgio in qua tutti verso sinistra. Giorgio sta in mezzo, spostatevi destra e sinistra perché chiudiamo insieme, spostatevi, faccio io da regista, venite con me, più qua, bene, ragazzi, tutti di qua. Adesso, prima di chiudere questa piccola avventura, ma che è l'inizio di una grande avventura, io volevo assolutamente, adesso ritorno, scusate, volevo ringraziare gli sponsor ufficiali che sono presenti su questa maglia, che sono l'Affert Group, quest'anno è l'Affert Rugby San Donà, Atlantis, Eutelsat, Orvet, Color Market, Pruniera Pubblicità, Impertech, la Personal Time, Sicura Più, Timac Agro, DMP dalla Mora Prefabbricati, Lasix, MG Macchine per il Legno, l'Avis, la Birra San Gabriel e l'Investor H, che è di tutti, c'è il banchetto. Date un piccolo contributo per fare grande questa squadra e grande questa città. Facciamo un grande applauso al coro, alla prima squadra, e chiudiamo con la nostra canzone, La leggenda del Piave. Bisogna
con me, son messo nel tribunale del nome, era un messaggio dolce e lusinghiero, il piano mormorò, non passa lo straniero, oh oh. Grazie mille, allora vi ricordo a tutti i sannonatesi, non mancate alla prima partita in casa sabato 11 ottobre ore 16 il debutto al Pacifici per il grande match, forse il più importante della stagione, con il Rovigo. Tutti a tifare Sandonà prima e anche dopo la partita con il grande terzo tempo. Vi ricordo che il campionato inizia con il Derby Day invece a Rovigo, che si tiene il 5 ottobre allo stadio di Rovigo. Grazie a tutti, in bocca al lupo, forza Rugby